Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Filler alle labbra in un centro del catanese non autorizzata, estetista tradita dai social e denunciata dai carabinieri per esercizio abusivo della professione. In fiamme a Ragusa un ristorante, 14 feriti, la più grave una donna con ustioni di secondo grado. A Palermo, centro storico nelle mani di baby gang, rapinatori, nel terrore residenti e commercianti di via Roma e via Macheda. Quando l'Etna sbuffa, la ricaduta di cenere vulcanica condiziona l'operatività dell'aeroporto di Catania. A Sicilia 24 vi mostriamo come funziona il sistema delle chiusure degli spazi aerei. A Messina la procura per una terza inchiesta sull'attività dell'ex rettore dell'università Salvatore Cuzzocrea sotto la lente dei magistrati, le sue presenze a medicina e farmacologia. A Agrigento, dopo un'attesa durata 40 anni, lo stadio Esseneto potrà avere un impianto di illuminazione. Calcio Serie B, il Palermo oggi in campo a Cosenza per invertire la rotta, panchina pericolante per Dionisi in assenza di risultato. Serie C oggi in campo il Catania, ad Altamura cerca il riscatto, il tecnico toscano chiede ai suoi una nuova prova di coraggio, Messina e Trapani verso il derby di lunedì. Buongiorno e buona domenica. Dunque filler alle labbra in un centro abusivo nel catanese, estetista tradita dai social, viene denunciata dai carabinieri. Sentiamo Tonino De Mana. Tradita dai video su social e denunciata per aver allestito un centro estetico in casa dove iniettava filler nelle labbra. Un ambulatorio abusivo è stato scoperto dai carabinieri nel catanese, dove in tanti si presentavano per trattamenti estetici che la donna pubblicizzava con tanto di promozioni e video su TikTok. Uno di questi riguardava un trattamento filler labbra a 130 euro sotto Natale. La donna deve rispondere di esercizio abusivo della professione di medico estetico. I militari hanno individuato su Facebook, nella pagina del mercatino dei catanesi, un video nel quale la ragazza inoculava con una siringa acido ialuronico ad una propria cliente, sottolineando gli ottimi risultati dell'intervento e pubblicizzando la sua attività, offrendo anche sconti sui trattamenti. In seguito ad una perquisizione domiciliare, i NAS hanno trovato confezioni integre di filler, alcune già utilizzate, che erano state buttate nella spazzatura, un'agenda con i nominativi dei clienti e i trattamenti eseguiti o da eseguire, con un tariffario a testimonianza che sempre più persone ricorrono rischiando a trattamenti di bellezza in luoghi non certo adatti. E la notizia riporta alla mente la tragica fine di Margaret, la ragazza di Lentini, morta a Roma dopo un intervento di rinoplastica. È stato sequestrato il ristorante andato a fuoco a Ragusa nel corso di una festa, 14 feriti, la più grave con ustioni di secondo grado. Sentiamo. Una festa in corso, un DJ e la gente in piedi con delle candele scintillanti. Una di queste avrebbe innescato le fiamme sul lampadario di stoffa. Sembrerebbero esserci pochi dubbi quindi sulla causa dell'incendio che ha messo in pericolo gli avventori di un noto ristorante alle porte di Ragusa. L'atmosfera di festa si è trasformata in panico nel giro di pochi istanti. Le fiamme si sono propagate velocemente e i clienti sono stati fatti uscire all'esterno. 14 di loro sono stati portati in ospedale per lievi ustioni e lieve intossicazione da fumo. Una di loro ha riportato ustioni di secondo grado e un edema maculare all'occhio e non si esclude il trasferimento al centro ustioni dell'ospedale Canizzaro di Catania. La donna ha raccontato di avere improvvisamente visto al centro della pista una lampada prendere fuoco e nel giro di pochi minuti il locale avvolto completamente dalle fiamme. Al momento della fuga, la donna racconta ancora, l'uscita principale era bloccata dal rogo e molti impauriti sono saltati fuori dalle porte a vetri. Il tetto iniziava a cedere e pezzi infuocati cadevano sulle persone. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente. L'intera struttura è ora stata posta sotto sequestro dalla procura e le indagini da parte di vigili del fuoco e polizia sono in corso per confermare le cause dell'incendio e verificare le misure di sicurezza del locale. Adesso a Palermo il centro storico preso nelle mani di baby gang rapinatori e del terrore per i residenti e commercianti, soprattutto di via Roma e via Macheda. Sentiamo Manlio Viola.
Una volta erano le vie della Palermo Bene il centro indiscusso della città, ora sono le strade delle aggressioni in mano alle baby gang e a piccole bande italiane e straniere che si confrontano fra loro. Da una parte la via Roma, che dalla stazione ferroviaria centrale della città porta verso la via Cavour, dall'altro la via Macheda, oggi pedonale, che dal Teatro Massimo porta sempre alla stazione ferroviaria. Se il primo tratto di via Macheda è diventato la passeggiata dei locali, una sorta di friggitoria all'aperto, la seconda parte, dopo i quattro canti, esattamente come la sottostante e parallela via Roma, è terra di nessuno. L'ultimo episodio, oltre alla vetrina spaccata nella notte in un negozio di calzature, ieri pomeriggio, quando la polizia ha fermato in via Roma un iraniano che per 2 settimane era stato il terrore della zona. Fermava i passanti per picchiarli senza un motivo, entrava nei negozi e minacciava clienti e commessi, ma senza una vera ragione. Ieri ha reagito anche agli agenti della squadra Falchi e per questo è stato arrestato. Ma fra via Macheda, Alta e via Roma le aggressioni sono all'ordine del giorno, risse fra giovani della mala movida, risse fra gang etniche, giovani e turisti accerchiati da baby gang per rubare un telefonino o la macchina fotografica, vetrine dei negozi spaccate a martellate o con le auto rubate. Ma la violenza scatta anche soltanto per uno sguardo non gradito, per un'auto parcheggiata male, e a questi si aggiungono vandalismi all'arredo urbano, alla segnaletica stradale e persino danni alle videocamere di sorveglianza della control room o a quelle del traffico che governano la ZTL. Nei giorni scorsi il sindaco di Palermo ha lanciato un appello alla città: non vandalizzate la vostra città, palermitani, è stata la sua frase, perché furti e atti vandalici sono all'ordine del giorno anche ai danni dei cantieri aperti per risistemare le fontane, riqualificare le periferie e rifare le strade. È stato denunciato dai carabinieri per lesioni aggravate e minacce l'aggressore di un dipendente di una cooperativa sociale che gestisce l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di una scuola di Gravina di Catania. Il genitore di un'alunna che avrebbe dato uno schiaffo al volto all'operatore, ritenendolo in qualche modo responsabile del fatto che sua figlia avesse ricevuto una spinta da parte di un altro studente. Adesso sull'Etna la Protezione Civile siciliana ha intensificato il monitoraggio e le attività di assistenza per il crescente afflusso di turisti e escursionisti attratti dalla colata lavica che negli ultimi giorni ha interessato il versante sud-ovest appunto del vulcano. Emanuela Corsi. Siamo venuti qui per venire a vedere, incuriositi da questa eruzione, e portare qui i bambini, però il tempo forse oggi non ci ha assistito. Turisti, escursionisti e visitatori in arrivo da tutta la Sicilia per recarsi anche questo fine settimana sull'Etna. La spettacolare eruzione di questi giorni, con la lava che avanza sulla neve, continua a richiamare migliaia di curiosi, spesso improvvisati e senza un'adeguata attrezzatura. Siamo sulla strada provinciale 92 che porta ad Etna Sud, più avanti c'è il rifugio Sapienza. Il maltempo, la fitta nebbia che vedete non scoraggia i curiosi che vogliono recarsi anche in questo fine settimana sull'Etna, ma tanti vengono rimandati indietro dalle forze dell'ordine perché sprovvisti di catene e di pneumatici per la neve. Siamo ospitati in un bed and breakfast qui a Nicolosi e volevamo salire sull'Etna se ce lo permettevano, perché la polizia ci ha fermato un po' più sopra, perché non avevamo né le catene e manco i pneumatici da neve. Volevamo vedere l'Etna, anche bambini ci tenevano, però pazienza. Ma siete equipaggiati per salire sull'Etna? Sì, avevamo tutto dentro il cofano, però ce ne ritorniamo. Tristi, ce ne ritorneremo tristi. Intanto, per evitare l'assalto di turisti, in questo fine settimana ha preso il via il nuovo piano viario. La strada provinciale 92 sarà percorribile solo in salita, mentre la strada per Ragalna verrà utilizzata per la discesa, creando così un anello a senso unico per agevolare il traffico e prevenire congestionamenti. Inoltre proseguono gli appelli dei sindaci e dei soccorritori. Consigliamo a chi si volesse recare sul posto di affidarsi solo ed esclusivamente a guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto delle ordinanze vigenti. Il rischio è che una bravata possa trasformarsi in una denuncia. Spettacolo sull'Etna, ma non solo. Quando il vulcano sbuffa succede che la ricaduta di cenere vada a impattare sull'operatività dell'aeroporto. Vi spieghiamo come funziona il sistema. Lorena Dolci. Se in caso di eruzione sentite le sigle B1 o C3, gli esperti non stanno giocando a battaglia navale. È il sistema per volare in sicurezza accanto ad un gigante capriccioso. Questa mappa spiega bene come funziona.
Lo spazio aereo è diviso in 12 spicchi, il centro è proprio l'Etna. I vulcanologi dell'INGV di Catania lo monitorano H24. Se vedono un pennacchio di cenere comunicano i dati ad un ente viario, il VAC di Tolosa, che decide il colore da dare al VONA, l'avviso per il traffico aereo. Se è rosso, disagi in vista con ritardi e cancellazioni. L'NCO, l'unità di emergenza dell'aeroporto, decide infatti quale settore dello spazio aereo bisogna chiudere per la presenza di sabbia vulcanica. Se la cenere è sul settore B3, chiude lo spazio proprio sopra l'aeroporto. Se incombe sul C1 bis, chiude lo scalo di Comiso. Questo è il corridoio di ingresso degli aerei, dei velivoli. Quando ci sono restrizioni parziali? Quando la nube gravita sui settori est, quindi sul mare, piuttosto che sui settori ovest, abbiamo la possibilità di utilizzare altri settori abili e agibili per consentire l'atterraggio e il decollo. Quando si chiude uno dei due settori occorre dimezzare e questo comporta ritardi, ovvero addirittura cancellazione dei voli. In questo caso l'autostrada del cielo funziona come una strada a senso unico alternato. Ma come si misura una nuvola? In questo momento la nube si stima il suo posizionamento in atmosfera per il tramite della direzione dei venti prevalenti nelle quote di riferimento. Il sistema, sperimentato da anni proprio con l'Etna, fu adottato solo con la grande eruzione islandese, che nel 2014 bloccò gli aeroporti di mezza Europa. Adesso a Messina la procura per una terza inchiesta sull'attività dell'ex rettore dell'università Salvatore Cuzzocrea. Sotto la lente dei magistrati le sue presenze a medicina, farmacologia e il lavoro al Policlinico. Francesco Triolo. La notizia è trapelata dai corridoi del Tribunale di Messina e non è passata sotto traccia, anche se allo stato attuale è tutto coperto dal segreto delle indagini. La procura, diretta da Antonio D'Amato, avrebbe aperto una terza inchiesta sull'attività accademica dell'ex rettore dell'Università di Messina Salvatore Cuzzocrea. Sotto la lente dei magistrati questa volta sarebbe finita la docenza sviluppata nel tempo nella facoltà di medicina e in quella di farmacologia, oltre alle sue presenze lavorative all'interno del Policlinico universitario. Una vicenda che potrebbe derivare da quanto emerso nella prima udienza del processo per diffamazione che l'ex rettore ha intentato contro il senatore accademico Paolo Todaro, che con una nota inviata nel 2020 anche alla Corte dei Conti e alle procure di Messina e Reggio Calabria aveva accusato l'ex rettore Cuzzocrea di essere un assenteista conclamato al Policlinico e non aveva diritto ad alcune indennità che invece percepiva. Accuse che l'ex rettore ha sempre rispedito al mittente, bollandole più volte come assolutamente false. Si tratta della terza inchiesta che ha coinvolto l'ex rettore dopo il cosiddetto caso ANAC e quello sul caso dei rimborsi che lo ha portato alle clamorose dimissioni nell'ottobre del 2023. Un torneo sportivo per ricordare Salvatore e Giuseppe Asta, i fratelli uccisi assieme alla mamma Barbara Rizzo nella strage di mafia del 1985 lungo la strada per Pizzolungo ad Erice. Sentiamo Laura Spanò. Il prossimo 2 aprile segna il 40° anniversario della strage di Pizzolungo. Quel giorno del 1985 la mafia pianificò un attentato per uccidere il PM della procura di Trapani Carlo Palermo. Sulla strada di Pizzolungo venne collocata un'autobomba che al passaggio della blindata della scorta del magistrato venne fatta esplodere. Nello stesso momento transitava anche l'auto con a bordo Barbara Rizzo Asta, che stava accompagnando a scuola i suoi gemellini di 6 anni, Salvatore e Giuseppe. Morirono tutti, facendo da scudo alle 2 auto con a bordo il magistrato e gli agenti che lo proteggevano. In occasione del 40° è previsto tra gli altri un evento sportivo in programma domenica 30 marzo. Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, fa un accorato appello e invita i compagni di scuola e gli amici dei suoi fratellini, chiedendo loro di tornare idealmente a giocare con Salvatore e Giuseppe. A 40 anni dalla strage, Giuseppe e Salvatore torneranno a giocare con i loro compagni di scuola e i loro amici. Chi vorrà potrà iscriversi chiamando al 339 35 89 139 per dedicare una giornata in ricordo, anzi in memoria di Giuseppe e Salvatore. Vi aspetto, grazie.
La storia della strage di Pizzolungo è una storia apparentemente piccola che molti volevano dimenticare. Quella strage però non fu un episodio isolato, ma è il riflesso di un sistema criminale che ha cercato di piegare la società civile al proprio potere. Intanto cresce l'attesa per il 21 marzo prossimo, quando Trapani ricorderà la giornata nazionale della memoria, dell'impegno e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. Una breve pausa e poi sentiremo l'assessore alla salute regionale Faraoni. Si può rivedere il principio secondo cui in un'area di 4-6 milioni di abitanti ci debba essere una sola cardiochirurgia pediatrica. L'assessore regionale Faraoni, ospite della trasmissione Il Punto, dà un importante segnale per il destino del centro di eccellenza di Taormina. Ascoltiamo Faraoni. In questo momento c'è una norma, la Balduzzi, che stabilisce che una cardiochirurgia pediatrica può stare su una popolazione che va dai 4 ai 6 milioni di abitanti. Noi in questo momento siamo 4 milioni e 8, però io dico una cosa, bisogna anche considerare le condizioni anche geografiche. Abbiamo la necessità di comprendere che ci sono anche delle condizioni che possono comportare una revisione, almeno per questa nostra regione, di questo principio di una sola struttura presente per un bacino di 4 milioni, 6 milioni di abitanti. L'attesa è durata 40 anni, adesso lo stadio Esseneto di Agrigento potrà avere un impianto di illuminazione. È arrivato infatti il decreto di finanziamento. Davide Sardo. Ad Agrigento purtroppo è notizia che uno stadio comunale si doti di un impianto di illuminazione, e lo è soprattutto perché se ne discute da tanto e si promette altrettanto da almeno 40 anni, dai fasti della Serie C1 negli anni 80. Adesso è stato appena pubblicato il decreto di finanziamento da 1.033.000 euro, frutto del Fondo Sviluppo e Coesione, oggetto di intesa tra i governi regionale e nazionale. E il miracolo è stato annunciato dal sindaco. Possiamo dire che è una svolta epocale per Agrigento, perché da tantissimo, io da ragazzino sentivo parlare di questa illuminazione, che sembrava un'utopia, sembrava come un qualcosa che non arrivasse mai. È stato assicurato che i lavori inizieranno nei prossimi mesi per rendere operativo l'impianto il prima possibile, consentendo le partite serali e l'adeguamento conseguente per ospitare eventi e competizioni di rilievo. Finalmente siamo riusciti a dotare questo stadio dell'illuminazione pubblica e da là naturalmente possiamo cominciare a parlare anche di futuro, perché uno stadio che ha l'illuminazione pubblica può cominciare a parlare anche di portare avanti degli obiettivi societari, obiettivi di sport anche di altri livelli. La Cargas, a causa della mancanza di 4 riflettori, recentemente è stata costretta a rinunciare alla Serie C, disputando le gare casalinghe a Siracusa e precipitando nel fallimento societario. Breve pausa, poi il calcio con il Palermo e il Catania oggi in trasferta. Alle 15 oggi Palermo è impegnato sul campo del Cosenza, rosanero che per non perdere il treno play-off devono necessariamente vincere. Marco Gullà. La vittoria del Cesena sul campo della Cremonese mette pressione al Palermo, che oggi al San Vito Marulla contro il Cosenza deve solo vincere. Sono 5 al momento i punti di distacco proprio dal Cesena, che occupa l'8° posto in classifica, ovvero l'ultimo per giocare i play-off. Ambiente teso, Dionisi rischia seriamente il posto, anche perché la classifica inizia ad essere sempre più deficitaria. Io ci sono, io credo in questa squadra, non dobbiamo guardarci indietro, non dobbiamo aver l'ansia perché altrimenti continuiamo a trasferirla, cioè non stanno funzionando le cose, benissimo, lavoriamo perché funzionino meglio, punto. Cioè, poi la matematica lo conosco anch'io, se prendiamo la classifica
Le so anche dire che siamo a -2 dal Cesena. Tornano tra i convocati Di Francesco e Insigne, ma dovrebbero partire dalla panchina. Nicolau non ce la fa, l'assenza dell'ex Spezia però non dovrebbe portare al cambio di modulo. Dionisi è intenzionata ad andare avanti con l'ormai consolidato 3-4-2-1. La soluzione che sembra più probabile è quella di vedere Blen arretrato sulla linea dei difensori. In avanti nessun dubbio, ci sono Brunori e poi Ampalo. Cosenza ultimo e alla disperata ricerca di punti. Fischio d'inizio alle 15. Il Catania è già in Puglia per la gara di oggi in casa dell'Altamura. Toscano porta con sé anche Stoppa e Montalto. Sono 21 i convocati. L'obiettivo è cancellare la brutta prestazione dell'ultima partita con la Casertana. Marco Carli. C'erano anche Matteo Stoppa e Adriano Montalto sull'aereo che ha portato il Catania in Puglia per la partita con l'Altamura. Toscano ha sciolto le riserve nella seduta di rifinitura, anche se il fatto che i due si allenassero con la squadra da qualche giorno induceva all'ottimismo. I convocati in totale sono 21. Le immagini si riferiscono al momento dell'arrivo all'aeroporto di Catania prima del decollo. Sguardi concentrati e voglia di provare a cancellare la brutta prova in casa con la Casertana. Toscano avrà dunque qualche arma in più, da dosare ovviamente, come nel caso di Stoppa, che ha ripreso, come detto, da poco ad allenarsi in gruppo, ma che ha tanta voglia di tornare importante per la sua squadra e l'ha dimostrato anche in questa settimana. Per il resto c'è Dini in porta, difesa del tutto simile a quella vista nelle ultime partite con l'alternativa Quaini. A centrocampo anche Frisenna si è fatto vedere durante gli allenamenti settimanali, anche per lui la volontà di mettersi in luce e cancellare l'espulsione di Cerignola e il brutto secondo tempo dell'intera squadra, non solo personale, con la Casertana. Ancora assenti Anastasio, Beters, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta e Sturaro. Inglese sarà sempre al centro dell'attacco, guida dei rossazzurri con i suoi 12 gol segnati, l'ultimo nell'unico tiro in porta dei rossazzurri nell'ultima domenica al Massimino. Altamura Catania sarà seguita da Telecolor, collegamenti a partire dalle 14:30 con lo Stadio d'Angelo, 3 ore live che si concluderanno con le interviste ai protagonisti. Domani sera al Francoscoglio, derby tra Messina e Trapani, in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi della salvezza e dei play-off. Sergio Colosi. Sembra quasi un paradosso per quanto vissuto in settimana, ma il Messina, battendo domani sera il Trapani, ha la grande occasione di agganciare la Casertana, sconfitta in casa dall'Avellino, e avvicinarsi al Latina, fermato dal Benevento. Se poi, come sembra, Turris e Taranto dovessero essere escluse dal campionato, il Messina perderebbe 9 punti, ma i campani 10. Siamo però nel campo delle ipotesi, perché la crisi giallorossa è ancora più grave di sopravvivenza, senza una società alla guida. Cissé è scomparso, di Alaimo non c'è traccia, come di Sciotto, mentre Mannino e Franza hanno dato disponibilità a rilevare il Messina, ma a costo zero da Sciotto, evitando possibili code in tribunale. Quanto basta per credere che difficilmente il Messina riuscirà a salvarsi, prima di tutto fuori dal campo. Problemi di altra natura per il Trapani, sempre più altalenante nelle prestazioni, ma in piena corsa per i play-off. Peloritani con Buchele recuperato e Costantino dall'inizio, forse in coppia con De Sena. Attacco granata con Anatriello a guidare la pattuglia degli ex di quest'anno, insieme a Pavone da una parte, Crimi e Gelli dall'altra. In chiusura una notizia di pallanuoto: la SIS Roma ha vinto la Coppa Italia battendo l'Equipe Orizzonte Catania per 10-7 nella finalissima giocata ieri sera al Palazzo del Nuoto di Torino. Nell'Orizzonte, per l'infortunio di Chiara Tabani, è scesa in vasca Tania Di Mario. È tutto per questa edizione del mattino del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione, vi ricordo la prossima alle 14 e ancora una buona domenica.